Benvenuto Veneziano, siamo su Ski Challenge 2016 Fio. Io volevo fare una partitina con voi. Alla fine non vi posso promettere il campionato perché dopo come l'anno scorso a metà purtroppo per impegni e altre robe non ce l'ho fatta. Adesso noi ci facciamo la nostra gara, premiamo se siamo più di 10, insomma vediamo come fare la classifica, poi ne facciamo magari una ogni tanto per vedere un po' chi è il più forte. Tanto so che ci sono mostri che fanno tempi impossibili. E niente, Fiore, adesso il video lo sto registrando di sabato, però sarà domenica, quindi vabbè, comunque io il video sarà postato per le 11 di domani, cioè quindi insomma la gara è oggi praticamente, è domenica, quindi domenica 29, inizia alle 18 e 4 minuti, quindi alle... No, forse possiamo fare... No, beh, 18, dopo le Serie A ci sta. Quindi 29 novembre 18 e 4, il gruppo si chiama Comenda-Venezia V, modalità gara a tempo, pista Beaver Creek, condizioni meteo sole, durata 2 ore, quindi 2 ore per fare un tempo, tentativi quanti ne vuoi, e sci, insomma la configurazione degli sci, la roba, la sciolina, roba così, come la volete voi. Quindi direi di partire. Ragazzi, per questo gioco qua andate su Google, Ski Challenger 2016, lo scaricate, lo installate, vi registrate una cazzata e poi andate su Trova Gruppi e vai di Comenda. Quindi aspetto in tanti ragazzi e dopo saranno postate le classifiche e tutto come ho fatto una volta e se vedo che c'è gente sicuramente voglio fare più gare e niente, se, dopo, se magari siamo in tanti, c'è gente forte, si può dividere anche Serie A, Serie B e comunque fare, come si dice, i top con i top e i scarsoni come me con altri scarsoni, perché sennò veramente diventa impossibile con gente che ti fa 7-8 secondi di tempo più veloce, insomma. Ragazzi, questa serie dipende anche da voi, tanto comunque giochiamo insieme, più gente c'è, più vedo voglia e partecipazione, più sicuramente faccio gare, ecco. L'anno scorso ho mollato per diversi motivi, cioè già che comunque la gente era meno perché comunque certi erano un po' scoraggiati, vedendo anche certi mostri che sparavano tempi incredibili. Però va bene, dai, adesso vediamo come va sta gara, poi decido, ecco. Però la cosa bella è che almeno in questo gioco possiamo giocare insieme. Quindi, buon ragazzi, domenica 29 novembre, quindi oggi, alle ore 18:04 parte per 2 ore, quindi fino alle 8. Beaver Creek, gara a tempo, condizioni meteo, sole. Vai. Ok. Perfetto, il mio gruppo. Quindi... ah sì, perché se non mi ricordo neanche più, cazzo. Ho bisogno in realtà di sapere ecco, no, scusate ragazzi, piccolo vaneggio. In realtà ho bisogno che voi sotto il video, sotto questo video qua, quindi, mi dovete mettere il vostro nome, che io vado a raggiungere il gruppo della gara. Quindi, ricapitoliamo, non potete trovare il gruppo voi, ma dovete voi scrivermi il vostro nick sotto questo video, così io vi aggiungo e ci spariamo la gara insieme. Vabbè ragazzi, scusate, non mi ricordavo più dopo un anno, è normale. Quindi aspetto sotto questo video il vostro nickname per partecipare alla prima gara comendiana a Beaver Creek. Ok, vabbè, perfetto. Adesso vi faccio vedere una gara. Faccio cagare, non ho più giocato, allenamento. Vediamo che cazzo. Beaver Creek. Sono messo anche l'esperienza, bello questo. Ok, allora vabbè, mettiamo classiche, dopo mi studierò, insomma dopo il tutto. Non mi ricordo più un cazzo. Ma non mi ricordo se la partenza, forse dovevi fare anche la partenza in un certo modo, non mi ricordo niente, vabbè. Andiamo fiori. Questo gioco è veramente difficilissimo, diciamo che... Se Fishing Planet è un bel simulatore di pesca, questo è bello per lo sci, veramente, basta un attimo, sei infottuto. Devi seguire le linee perfette per vincere. Io sono stato sciatore perché ho fatto diverse gare a livello locale e anche ho vinto anche diverse gare, diverse medaglie, però la mia specialità era lo slalom speciale. Assolutamente, gare tecniche, quelle veloci proprio non erano per me. Non mi ricordo più come si gioca, Fiori, veramente dovrò allenarmi a sbrega. Ma però la cosa bella è che puoi vedere i replay e i ghost di giro del tempo migliore. E quindi puoi un attimo darti una mano così. Si può usare il joystick tranquillamente. È facilissimo.
Mamma mia, sta andando veramente di merda. Io conosco bene sto gioco. E così non arrivi neanche 3 scarsi, arrivi decimo. Su 20 scarsi arrivi 20esimo. Oh, mamma mia, che bisogna riprendere la mano, ok. Bisogna riprendere la mano. Speriamo di avere tanta gente così ci divertiamo. Io chiaramente non preoccupatevi se non vi aggiungo subito, entro alle 18, insomma spero di aggiungere tutti. Perché qualcuno me l'ha anche chiesto il gioco di riproporlo. Vediamo un po' come va. Io sapete cerco di portare sempre cose nuove, cose particolari di nicchia, purtroppo chiaramente cioè, per lo diciamo per l'iscritto medio e per lo youtuber che fa questa cosa come lavoro è inaccettabile, perché mai portare giochi di nicchia, ricordatelo. Vabbè ragazzi, va bene, è andata, tempo di merda probabilmente, però vabbè, prima assoluta dopo un anno. Che bello! Guarda che bellino il Kume. Ciao Kume. Ah, mi dà esperienza però, bello. Che figata sta roba, mi piace, mi piace. Vediamo graduatoria. Vabbè, sono solo io, quindi sì, infatti è un po' assurdo fare questa cosa. Va buono, raga. Va buono, raga. Quindi avete visto il gioco, vi aspetto in tanti. Google Ski Challenger 2016 lo scaricate, vi registrate e sotto questo video mi sparate il vostro nickname, così vi aggiungo al gruppo e giochiamo insieme, ragazzi. E potete vedere anche il replay del Kumendo, del Kumendone pazzo. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano. Ciao!